Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Addio a Papa Francesco, anche la Sicilia piange il pontefice. Monsignor Aspanti, presidente della CESI, ha testimoniato la gioia del Vangelo. L'arcivescovo di Catania Renna: il nostro volto è velato di tristezza ma non disperato, perché abbiamo la grande speranza che Cristo è morto ed è risorto. Il suo primo viaggio da pontefice in Sicilia, tra i migranti Lampedusa, che ha pianto per queste persone. Stiamo vivendo una globalizzazione dell'indifferenza. Tornò in Sicilia per la beatificazione Don Pino Puglisi, dure le sue parole contro i mafiosi: non vivono da cristiani, smettete di pensare ai soldi. Francofonte, c'è un fermo per l'omicidio di Nicolas Lucifora, è un 22enne del posto. La notte di Pasqua avrebbe inferto la coltellata fatale al ragazzo dopo una lite scoppiata a poca distanza da un pub. Spaccio di droga a conduzione familiare, 4 persone arrestate ai carabinieri di Paternò, agivano in una villetta isolata nelle campagne di Santa Maria di Licodia nel Catanese. Vacanze in Sicilia, boom di turisti a Taormina, tutte le strutture ricettizie hanno registrato il gran pienone. Calcio, il Catania ha iniziato ad allenarsi in vista della trasferta a Potenza, settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani. Bentrovati, tutto il mondo è in lutto e commemora Papa Francesco, morto ieri mattina alle 7:35 per un ictus che poi ha condotto a un arresto cardiaco. La Santa Sede è in questo momento vacante in attesa appunto del conclave e della proclamazione del nuovo pontefice. Non si sanno ancora la data, non si sa ancora la data delle esequie. Da domani sicuramente però il corpo di Papa Francesco sarà esposto per la venerazione dei fedeli. Ma intanto sentiamo alcuni commenti che sono arrivati dal mondo religioso e non solo. Il presidente Mattarella, accanto al dolore, avverto un senso di vuoto, ha detto, e poi sono arrivate le testimonianze di Monsignor Aspanti della CESI, ma sentiamo il servizio di Giusy Lazzara. Dolore e sconforto delle istituzioni per la morte improvvisa di Papa Francesco, forte anche il cordoglio nella Chiesa siciliana. Non lascia un vuoto, lascia un pieno, direi. Attenzione alla nostra terra di Sicilia, attenzione ai nostri martiri, Don Pino Puglisi e Rosario Livatino, per non dire il rapporto con Biagio Conte che ha avuto. Arriva anche la commozione dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Papa Francesco è stato per tutti, per i credenti di ogni fede, per ogni persona di buona volontà, un dono grande, in tempi così difficili a livello ecclesiale e mondiale. Vicinanza dalla comunità islamica, riconosciamo in lui una figura di grande spiritualità, dedizione all'umanità e impegno instancabile per la pace, dice l'imam Keit Abedalif, presidente della comunità islamica di Sicilia. Anche il mondo delle istituzioni è in lutto, sentite le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto al dolore avverto un senso di vuoto. E anche le istituzioni siciliane esprimono cordoglio. La notizia della sua morte ci colpisce nel cuore. Era un faro di speranza, giustizia e umanità, in un tempo segnato da divisioni, sofferenze, guerre e disuguaglianze. Così il presidente della regione siciliana Renato Schifani e il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno aggiunge: uno straordinario innovatore che ha cambiato per sempre la Chiesa cattolica. A Lampedusa il Papa, nella sua prima visita in Sicilia, aveva ricordato le vittime del mare. Il sindaco Mannino ha annunciato che intitolerà il molo Favarolo a Papa Francesco. E lo sentivamo in questo servizio, la sua prima visita da pontefice, il suo primo viaggio lo ha fatto proprio in Sicilia, a Lampedusa, per ricordare i migranti. Poi è tornato 5 anni dopo, nel 2018, ma a Palermo, per ricordare la figura di Don Pino Puglisi e per la sua beatificazione. E lì si scagliò contro i mafiosi, ma sentiamo il suo ricordo in questa scheda.
Se n'è andato il Papa della Misericordia, del Dio amore che abbraccia tutti, in special modo i poveri, il Papa della Chiesa in uscita ma con tutti dentro. Fortissimo il suo legame con la Sicilia. Il primo viaggio del suo pontificato Francesco lo fa a Lampedusa l'8 luglio del 2013. Una visita fortemente voluta perché toccato dal naufragio nel canale di Sicilia di un gommone di migranti. Solca il mare a bordo di una motovedetta accompagnato da decine di imbarcazioni, molte di pescatori. Lancia una ghirlanda di fiori bianchi e gialli a ricordo di quanti hanno perso la vita nelle traversate alla ricerca di un futuro migliore. Quelle immagini fanno il giro del mondo e restano indelebili. Toccante poco dopo l'incontro a Punta Favarolo con gli immigrati. Accolto da canti africani, il Papa li saluta uno ad uno e scambia con alcuni di loro qualche parola. Celebra la messa con un altare allestito su una piccola barca. Punta il dito sui trafficanti di uomini e sulla cultura del benessere che rende insensibili. Parla di anestesia del cuore. 5 anni dopo, nel 2018, il suo ultimo ritorno in Sicilia, prima a Piazza Armerina, poi a Palermo in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Al Foro Italico, durante l'omelia, Papa Francesco lancia ai mafiosi un monito che non ammette tentennamenti. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. E adesso passiamo alla cronaca nera. Fermato un 22enne per l'omicidio di Nicolas Lucifore, il 17enne ucciso con una coltellata a Francofonte in provincia di Siracusa al culmine di una lite. Secondo gli investigatori, alcol e futili motivi alla base dell'omicidio. Orazio Longo. C'è una svolta nell'omicidio del 17enne Nicolas Luciforo, ucciso con una coltellata sabato sera, la notte di Pasqua a Francofonte. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno fermato un 22enne. Le indagini, coordinate dalla procura Retusea, hanno fatto luce sulla dinamica del delitto attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza, le testimonianze e il sopralluogo sul luogo dell'omicidio. In particolare, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza del 22enne, con il quale la vittima avrebbe avuto il litigio. Rinvenuto e sequestrato il coltello a scatto usato per l'uccisione. Il ragazzo era stato colpito con una coltellata al petto in una via ritenuta centro della movida francofontese, la via dei pub. La rissa sarebbe scoppiata nella piazza vicina ai locali, qualche pugno tra gruppi, poi, quando sembrava tutto finito, in via Nastrazzurra ecco spuntare il coltello. Secondo gli inquirenti, alla base del delitto ci sarebbe una lite per futili motivi, insieme all'abuso di alcol. La vittima è caduta a terra in una pozza di sangue e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare. Si attende l'esito dell'esame autoptico. Il sindaco di Francofonte ha firmato un'ordinanza per sospendere ogni manifestazione. Tantissimi messaggi sui social che condannano l'ennesima morte assurda di un giovanissimo, ma soprattutto è l'ennesimo episodio di violenza nel comune siracusano. Solo alcuni giorni fa i carabinieri avevano arrestato 5 persone tra i 20 e i 30 anni accusate di tentativo di omicidio, detenzione di armi e ricettazione nell'ambito di una faida tra due bande rivali che in pochi mesi ha seminato paura tra la popolazione, sparando tra le vie anche in pieno centro. I carabinieri di Partinico hanno arrestato a Borgetto un 64enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, uno stabile di proprietà dell'uomo, hanno trovato una piantagione indoor con 273 piante di marijuana ancora in fase di crescita e 20 kg di erba già essiccata e pronta per il confezionamento. L'impianto di aerazione e irrigazione era alimentato con un allaccio abusivo e per questo motivo è stato denunciato anche per furto di energia elettrica. E continuiamo a parlare di droga, spaccio a conduzione familiare. 4 le persone arrestate dai carabinieri di Paternò, agivano in una villetta isolata nelle campagne di Santa Maria di Licodia nel Catanese. Sentiamo. Avevano scelto una casa in campagna isolata per avviare il loro commercio di droga, un'abitazione fornita addirittura di telecamere esterne di videosorveglianza per controllare eventuali incursioni delle forze dell'ordine. Ma tutto questo non è servito a 4 persone colte di sorpresa dai carabinieri. Si tratta di 2 uomini di 56 e 59 anni e di altri 2 di 21 e 28 anni, figli del 56enne. Le indagini sono partite dopo che i militari hanno notato movimenti strani attorno alla villetta incontrata a Scannacavoli, a Santa Maria di Licodia. Automobili che si fermavano per pochi minuti e poi ripartivano
partivano. Seguita una di queste bloccata lontano dal luogo dello spaccio, i carabinieri hanno rinvenuto dosi di cocaina e marijuana. Per mettere a segno il blitz, gli inquirenti hanno utilizzato anche un drone. Il 21enne era solito nascondere la droga in un muretto situato di fronte all'ingresso dell'abitazione e anche lontano dalla villetta in un luogo sicuro. L'operazione dei carabinieri della compagnia di Paternò è scattata al calar della sera con il supporto dello squadrone riportato cacciatori di Sicilia. I militari hanno bloccato tutte le vie di fuga del fabbricato. Il 28enne aveva tentato di darsi alla fuga dal retro lanciando 2 involucri di droga nella villetta vicina, preso dai carabinieri che hanno recuperato anche i 2 pacchetti lanciati che contenevano 26 dosi di cocaina. Il 59enne è stato sorpreso mentre era ancora seduto intento a monitorare i video delle telecamere esterne, mentre il 56enne e il 21enne sono stati bloccati in un'altra stanza della villetta. I militari dell'Arma hanno rinvenuto 15 grammi di marijuana, 3 dosi di cocaina e 7.600 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Recatisi nella strada Bordonaro, in una busta sotto un cespuglio, hanno ritrovato 2 involucri con 350 grammi di marijuana. Tutta la sostanza sequestrata, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Il 56enne è stato posto agli arresti domiciliari, gli altri 3 sono stati condotti in carcere in attesa delle verifiche giurisdizionali del caso. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco, parleremo di come hanno trascorso la Pasquetta i siciliani, ma anche di turismo. A tra poco. Dopo la Pasqua anche la Pasquetta è stata da record a Taormina, sold out tutte le strutture alberghiere, tanti turisti stranieri ma anche gli italiani che stanno approfittando dei ponti agganciati, non solo quelli della Pasquetta ma anche del 25 aprile e del 1° maggio, che sono in Sicilia, nelle principali città d'arte e anche di vacanze. Sentiamo Francesco Triolo. Pasqua e Pasquetta, dall'atmosfera estiva e da tutto esaurito. Per Taormina è stato un weekend sold out, aiutato il clima con il bel tempo che ha incoraggiato anche l'arrivo di tanti italiani, oltre che degli stranieri, che ormai da qualche anno hanno eletto la Perla dello Ionio come una delle mete preferite da visitare. E anche per questa Pasqua e Pasquetta è stato così, con un tasso di riempimento delle camere d'albergo che è arrivato ad oltre il 95%, una capacità di tutte le strutture aperte di 15.000 posti e un ponte lungo che va oltre quello pasquale. Sono praticamente 2 settimane per le quali si prevede un ottimo tasso di occupazione delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere. Taormina è piena già da alcuni giorni, sia della clientela classica, quella che è lo zoccolo duro della clientela straniera che frequenta Taormina gli 8-9 mesi l'anno, più adesso le 2 settimane di vacanze anche per gli italiani, quindi è un clima molto festoso con tanti eventi, con un tempo splendido, quindi meglio di così non si può. Tanti turisti che hanno affollato Taormina, soprattutto sul Corso Umberto, ma anche nelle viuzze più caratteristiche. Buon viatico in vista della stagione estiva, c'è ottimismo infatti perché anche nel 2025 si prevede di bissare i record raggiunti nelle stagioni post-Covid del 2023 e del 2024. E sono stati molti i catanesi che ieri hanno deciso di trascorrere la Pasquetta nel boschetto della Playa, appena riqualificato e consegnato alla città. Alcuni sono andati a mare, ma sentiamo Emanuela Corsi. Cosa c'è in questa busta? Pane. Pane, oggi cosa si mangia? Panini imbottiti. Già abbiamo mangiato abbastanza. Pranzo leggero e giornata all'aria aperta per i catanesi che hanno scelto, come da tradizione, di trascorrere la Pasquetta al boschetto della Playa, da pochi giorni riconsegnata alla città dopo i lavori di riqualificazione. Ho visto che l'articolo che c'era il boschetto rinnovato e sono venuta qua, mi sto trovando bene, ho trovato una posizione perché già i posti sono tutti occupati. Quando poi diciamo mi annoio me ne torno. Stai tutto il giorno qui? Sì, tempo permettendo sì, noi sfruttiamo tutta la giornata per stare fuori, dai, queste sono giornate da sfruttare. Facciamo divertire un pochino i bambini, un po' di svago e domani si ritorna alla vita di tutti i giorni. Niente grigliate, in tanti scelgono un pasto leggero con panini e tramezzini. Le pizzette, poi abbiamo preso anche per spizzicare tipo paninetti con il wurstel e basta, per oggi a pranzo panini. Abbiamo portato anche la colomba e tutti i tramezzini, cose così. Qualcuno approfitta della giornata di sole per andare in spiaggia.
Stiamo andando a mare. Sì, Prima andate a fare un picnic? prima mangiamo qualcosa e poi andiamo in spiaggia, ovviamente. Di Portogallo. Portogallo. Sì. Pasqua in Sicilia. Sì, è bellissima, la temperatura è ottima. E c'è chi fa anche un po' di attività fisica all'aperto. Ho portato i bambini a correre qui in spiaggia, adesso andremo anche al boschetto. Bene, adesso ancora una breve pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, il Catania ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Potenza, l'ultima gara della regular season che mette in palio il quinto posto, ma Toscano guarda già i play-off e come affrontarli al meglio. Francesco Triolo. Obiettivo quinto posto con vista sui playoff e proprio guardando alla fase post-season lavora in maniera prevalente il Catania che oggi ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta pasquale concessa dal tecnico Mimmo Toscano. Da adesso in poi quindi si pensa all'ultima giornata, quella di Potenza, uno scontro diretto per il quinto posto, posizione messa nel mirino dai rossazzurri ma anche dallo stesso Potenza e dal Benevento. Gli ultimi 90 minuti quindi saranno decisivi in tal senso, anche perché il quinto posto consentirebbe di giocare in casa il primo turno contro la 10ª in classifica, oggi il Giuliano. Toscano però guarda avanti e ha già iniziato le valutazioni e la preparazione per affrontare i play-off. Il Catania ha tutte le carte in regola a livello tecnico per impensierire qualsiasi avversario. L'allenatore rossazzurro sta recuperando pian piano tutti gli uomini, l'ultimo è Guglielmotti, ormai rientrato in gruppo, che potrebbe rappresentare un'ottima spina nel fianco per gli avversari. La sua capacità di spinta sulla fascia infatti si è rivelata spesso decisiva. Il ritorno in campo di Guglielmotti, forse già a Potenza, per far rimettere minuti nelle gambe, consentirebbe a Toscana inoltre di non ricorrere a forzature come Frisenna sulla fascia oppure dare più spazio a Jimenez. Insomma, Catania, che con tutti i suoi uomini potrebbe davvero essere la mina vagante del mini torneo, che segnerà un altro posto in Serie B. E questa è una settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani in vista dei rispettivi obiettivi. Le due squadre sono comunque reduci da un periodo positivo. Sergio Colosi. Entusiasmo e fiducia sul campo, depressione e immobilismo fuori. Sono i diversi stati d'animo del Messina e dei suoi tifosi. Abbandonati da tutti e senza società e prospettive serie, Crimi e compagni tengono in vita le speranze di play-out con la vittoria di Foggia. Un successo maturato al culmine di una settimana a dir poco complicata, senza stipendi e con banchieri esonerato per contrasti con parte dello spogliatoio. Reazione sul campo ammirevole con Luciani 9 gol negli ultimi 6 incontri, ancora una volta decisivo. Sabato prossimo al Francoscoglio arriva la Juve Next Gen, già qualificata ai playoff ma pronta ad onorare l'impegno. Assente Krapicas, squalificato per un turno. In casa a Trapani Antonini avrà già aperto il cassetto dei rimpianti per non avere richiamato prima Ronica. Dal suo ritorno 3 vittorie di fila. Latina e Benevento fuori, Team Altamura in casa. Il cammino playoff dipende da un successo contro la Casertana, ma anche da Giuliano Benevento, con i padroni di casa che hanno 2 risultati su 3. Quel Benevento, dopo l'esploit di Cerignola, sabato scorso messo sotto dal Trapani. Casuale il vantaggio con l'autorete di Nunziante, legittimato dai pali di Celiento e Anatriello, con l'esordiente Barosi che ha parato un rigore a Manconi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, vi lascio alla rassegna stampa con Marco Carli.